Consigliere Bordoli, prego. Volevo chiedere una pregiudiziale articolo 57 del regolamento. È una cosa importante perché noi stiamo decidendo su delle affermazioni che sono state fatte sia in commissione che in consiglio, che noi siamo obbligati per legge a coprire il 100% dell'imposta. Ora questo non è vero e credo che questo infici pesantemente la decisione che andiamo a prendere, perché c'è una norma che non so se il sindaco conosceva, l'assessore precedente o quant'altro, ma abbiamo un decreto legge 31 agosto numero 102 che è stata convertita in legge il 28 ottobre 2013 numero 124, che recita testualmente: il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi 15, 18 e quindi già previste per legge. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Cosa significa questo? Che non è vero che noi dobbiamo coprire al 100%, ma che il Consiglio, non la Giunta, non l'assessore, aveva facoltà di riesaminare, perché questa è una norma nuova che è stata introdotta, quindi aveva facoltà di esaminare questa possibilità, aveva facoltà di rivedere il regolamento e aveva facoltà di stabilire che degli aumenti così pesanti su alcune categorie di commercianti, quindi solo su alcune, potevano essere riviste alla luce di quanto era successo, e credo che questa facoltà ci sia stata tolta completamente, che ci siano state date delle informazioni false. A questo punto io non so se perché non conosciute o perché non sono state date con la massima trasparenza come questa Giunta ha sempre detto di voler fare. Fatto sta che noi siamo qua a prendere delle decisioni su qualcosa di falso che ci è stato riferito. Molto in sintesi, e poi magari, come dire, mi farò coadiuvare dal ragioniere capo. La questione delle agevolazioni ovviamente non sono oggetto di questa deliberazione, perché le agevolazioni trovano la propria sede nell'ambito del regolamento. Quindi questa sera all'ordine del giorno del Consiglio Comunale c'è la deliberazione circa le nuove tariffe, e il ragioniere mi rammentava che quando è stato adottato il regolamento sulla TARES, allora il Consiglio fece la scelta di non, correggimi se sbaglio, di non introdurre particolari forme, come dire, di agevolazione. Quindi questo è quello che in questo momento mi dicono gli uffici. In ordine alla copertura del provento, comunque le tariffe della TARES devono coprire il 100%, come dire, del. Adesso voi volete una risposta così, come dire, in tempo reale. Io mi sento, come dire, di dirvi questo sul conforto degli uffici. Non so se il ragioniere vuole aggiungere qualcosa. Quindi, riepilogando, il discorso agevolazioni trova sede, come dire, nel regolamento. Il regolamento in questa sede stasera non è all'ordine del giorno. Tutto è possibile, però nel corso della discussione, come dire, di questa deliberazione non è possibile emendare un testo che non è in approvazione. La consigliera Bordoli equivoca e confonde una correzione di un errore sulle tariffe dall'introduzione di agevolazioni, che sono delle altre cose. Non è che dovevamo coprire la manco, la differenza dovuta alla verifica del programma attraverso l'introduzione di nuove agevolazioni, perché è un'altra cosa. Le agevolazioni vuol dire che riconosco, sto parlando io, ma quella normativa riguarda invece l'introduzione di nuove agevolazioni rispetto a quelle già previste dal regolamento, quindi nuove agevolazioni che vanno incontro ad esempio a tutele particolari che si possono dare a categorie deboli o a particolari attività produttive, ma non per correggere, diciamo così, errori o mancanze di fondi derivanti da un errore nella determinazione della tariffa fatta a luglio, che è altra cosa. Comunque, ripeto, mi sarei aspettato a questo punto una proposta di delibera delle minoranze di modifica del regolamento TARES, cosa che non è avvenuta. Oggi è giovedì, la TARES l'abbiamo fatta lunedì, abbiamo iniziato la discussione lunedì.
questa norma la consigliera Bordoli l'ha trovata ieri e l'altro ieri, quindi se non l'avremmo fatto, consigliere Legnani, l'avremmo fatto, non avremmo aspettato che lei ci suggerisse. Ora io capisco che lei si debba arrampicare sui veti, però le cose non sono come lei le ha descritte e se permettete, come l'ho capita io e come penso che l'abbia capita l'Aula, noi chiediamo proprio quello. Quando la consigliera Bordoli chiede per cortesia ritirate questa delibera, perché? Perché torniamo in Aula urgentemente, quello fate voi, con il regolamento. È lì che noi dobbiamo andare ad incidere, sul regolamento di luglio ovviamente. È lì che lo scontro politico poi ci sarà in quest'Aula, che è il Consiglio Comunale che le decide, le agevolazioni. È chiaro che sono d'accordo col collega Sapere che le famiglie non vanno toccate, questo è fuori di dubbio. Andiamo a vedere se riusciamo a spalmare un qualcosa su altre attività. Io ringrazio anche il consigliere Legnani o mio assessore in pectore al bilancio, lo aspettiamo positivamente e con estremo interesse quando dovrà illustrarci eventuali materie finanziarie, anche perché il suo è stato sicuramente un suggerimento importante che la minoranza farà sicuramente proprio. Forse prima di pensare alle proposte di delibera che la minoranza dovrebbe presentare, è bene che pensi alle risposte che gli assessori della sua giunta non mandano ai consiglieri comunali che presentano proposte e segnalazioni.